Buonasera a tutti, cari parrocchiani di Villanova, Giussago, Lugugnana Marina, Castello Brussa, amici di Fossalta, di Vado, di Teglio, di Cintello, tutte le persone che approfittano di questo canale YouTube per poter ricevere messaggi, poter partecipare tramite anche queste riprese alle Sante Messe. Approfitto di questa occasione per salutarvi tutti, ma anche per un pensiero molto breve riguardo ai tempi che stiamo vivendo e più che altro un augurio. Il pensiero raggiunge tante persone, tutti quanti noi, tutti quanti voi, con tutte le vostre situazioni. Penso ai ragazzi che sono costretti a rimanere a casa, agli anziani e ai malati, alle persone preoccupate per il lavoro, per un'economia che sta entrando in una forte crisi. Penso a tutte le famiglie che sono coinvolte da questa malattia, da questa epidemia del coronavirus. Penso soprattutto agli amici fratta del Gabbiano Jonathan, con tutti i casi che hanno riscontrato nella loro comunità. Parlando con Placido, il loro presidente, una buona notizia riguardo allo stato di salute delle persone che sono state riscontrate con la positività, casi potremmo dire leggeri, almeno dalle notizie che sono risultate nelle ultime ore. Ci rallegriamo per questo. Noi abbiamo un pensiero per tutte quelle persone però che anche stanno dando una mano in questa situazione, soprattutto prima cosa con la loro responsabilità. E questo potremmo dire che è una parola chiave da vivere in questi nostri giorni. Responsabilità di fronte appunto alla diffusione vuol dire anche saper rispettare delle regole che non sono facili, un po' per tutte le fasce di età, ma soprattutto per i nostri anziani, che magari proprio per un senso di solitudine sarebbero ancora più bisognosi di socialità, di scambiare due parole. Però questa responsabilità è una cosa che dobbiamo tutti cercare di vivere, perché se le occasioni di contagio sono ridotte al minimo, se non addirittura annullate, usciremo tutti quanti più facilmente e velocemente da questa bruttissima situazione. Però la responsabilità dà solo una parola fredda. Non ci fermiamo come persone a questa regola come puro rispetto di queste indicazioni, di quello che ci viene chiesto. Alla responsabilità noi vogliamo unire la fratellanza. E anche in questo, come si diceva all'inizio, ci sono dei casi. Tante signore che si prestano con la loro manualità a costruire maschere, protezioni per migliaia di persone in qualcuno dei nostri centri, dei nostri paesi, giovani e anche adulti che stanno dando anche a livello economico per aiutare la protezione civile a livello nazionale e soprattutto quella lombarda, o anche situazioni locali di singoli o persone in difficoltà, giovani che si sono uniti alla protezione civile locale, gli sforzi delle nostre amministrazioni comunali, e l'elenco naturalmente è lungo. Ringraziamo il Signore anche per tutte quelle persone che con piccoli gesti, anche video simpatici di gruppo, ma anche con significati belli, rendono questo nostro tempo in casa meno triste e anche poi con qualche spunto di speranza, ma soprattutto questo clima di fraternità che molte persone anche manifestano verso altre è un qualcosa che ci dice come reagire meglio a questa situazione. Tanti si lamentano perché magari non ricevono telefonate, perché persone che sentivano prima vicine non li contattano. Naturalmente il modo migliore è non aspettare che altri diano a noi, ma cercare noi di andare verso altri. E così tutti quanti cresciamo in questa maggiore ricchezza. Chiediamo questo come atteggiamento di fondo. Naturalmente però sappiamo che per dare noi dobbiamo ricevere tanto.
se da un lato insieme si esce da questa situazione, singolarmente possiamo essere stanchi da queste settimane lunghe in casa, bloccati nell'esercizio della nostra libertà. Noi dobbiamo ricevere per dare. Il mosaico alle mie spalle rappresenta Gesù crocifisso, che è però anche segno di vittoria. Noi chiediamo al Signore che dia Lui a noi la forza, prima di tutto per essere un po' più sereni, per avere un po' di speranza nel futuro, impegnati nel presente. Questa settimana santa che si sta per aprire è un qualcosa proprio che ci spinge a chiedere e a chiedere tanto, a chiedere fede, a chiedere speranza, a chiedere capacità di carità. Cristo non dà molto, non dà poco, Cristo dà tutto. Quindi è Lui colui che ci può dare questa possibilità di rialzarci per aiutare gli altri a stare in piedi. Noi, ricevendo da Lui in questa settimana, potremmo essere persone capaci di cogliere il grande messaggio della risurrezione e avere in Lui e da Lui il dono non solo di credere nella risurrezione, ma anche di vivere come risorti da tutto quello che ci chiude in noi stessi, risorti e liberati da tutto quello che è piccolezza. Chiediamo al risorto un grande dono. Signore, di fronte a quello che ci sta capitando, aiutaci a essere più saggi. Tante cose sono da mettere a parte, tanti litigi, tante divisioni, nate magari per futilità, per commenti superficiali, per chiacchiere o gesti magari sbagliati. Di fronte a questa situazione, tu, Signore risorto, che unisci il cielo e la terra, che unisci Dio e l'uomo, aiutaci anche noi a essere persone che mettono da parte la disunione. Da te possiamo tanto ricevere, Signore risorto, per poter a nostra volta dare.